benvenuti amici della Terra dei Nuraghes per la Gazzetta Sarda e per Catalan TV. Questo nuovo viaggio, nuovo appuntamento con la cultura qui in Sardegna. Ed oggi siamo dinanzi alla bellissima chiesa dell'abbazia di San Pietro di Sorres, benedettina, dei monaci cosiddetti neri, quei monaci che da diversi secoli tanti secoli sono presenti nell'ambito della cultura cattolico-cristiana, nell'ambito della spiritualità, ed è proprio quello che oggi noi cercheremo di fare, di vedere questo luogo meraviglioso, cioè di portarvi all'interno di quello che è il silenzio benedettino, di quello che ora legge et labora vuole manifestare a tutti coloro che arrivano in questo luogo così ricco di spiritualità, di armonia, per seguire un po' quello che è il ritmo della vita benedettina qui a San Pietro di Sorres. E perciò ora entreremo e cercheremo di capire qualcosa di più sulla regola di San Benedetto, benché tutto il tempo a nostra disposizione non è esattamente quello che ci dà la possibilità di comprendere veramente che cosa accade dentro il cuore monastico benedettino qui a San Pietro di Sorres. E allora venite con me, andiamo. Ed ora ci avviciniamo alla magnifica facciata della chiesa abbaziale di San Pietro di Sorres. Una volta qui nella seconda metà del 1100, nel momento in cui si inizia a edificare tutto questo complesso, qui c'era anche un villaggio, proprio quello di Sorres. E noi lo sappiamo dai documenti, questo villaggio poi venne raso a suolo con la venuta degli aragonesi. Solo la chiesa rimase in piedi ed era già eletta, venne poi eletta a sede vescovile, per cui questa non era in origine una chiesa abbaziale, ma era espressamente una cattedrale, perché qui c'era la diocesi di Sorres. Noi abbiamo un bellissimo riscontro qui a Borutta, perché siamo a pochi passi da Borutta. Abbiamo un bellissimo riscontro che è quello del registro di San Pietro di Sorres, e cioè un documento davvero interessante e importante che ci permette di comprendere qual era la vita nel 1400, nel 1500 di questa zona e soprattutto di questa diocesi, quindi di questo luogo in cui aveva dimora il vescovo. In questo registro, che potete tranquillamente trovare anche negli archivi e anche nelle biblioteche, ci sono documentazioni che riguardano la vita del tempo, ma anche di quelle che potevano essere alcune dispute ecclesiali, ma non entro troppo nel merito di questo ambito perché è davvero lungo. Ecco, vedete la classica dimensione della facciata, della struttura romanica, dell'architettura di questo luogo meraviglioso, un romanico pisano e anche di ambito toscano, possiamo dire noi, per quanto riguarda non solo Pisa ma anche Pistoia e molte altre zone anche della Toscana hanno l'emblema architettonico così tipico di questo modo di vivere l'architettura religiosa sacra, e qui lo vediamo anche in San Pietro di Sorres. Alcune zone vicine possono essere Saccargia, che richiamano questa architettura, o Salvenno, Raploaghe, e quindi la disposizione dei simboli della simbologia così presenti, simboli geometrici ma che richiamano una spiritualità rivolta al cosmo, e la cosmologia del Cristo, Re dell'universo, è un motivo alquanto ricorrente in questo mondo spirituale, monastico del tempo, che ancora noi oggi possiamo appunto vedere. E ora entriamo in questo bellissimo tempio per avvicinarci al silenzio monastico, alla spiritualità della regola di San Benedetto. Andiamo. Lo faremmo
Grazie anche a Mariane Maestro, colui che ha edificato questo tempio interessante. E allora entriamo, non come turisti, non come spettatori. Entriamo come chi cerca una fenditura nel tempo dove il silenzio non è assenza, ma presenza traboccante di spirito. La pietra ci accoglie, scura, levigata, bicroma. Trachita e calcare si alternano come il respiro e battito, come una veglia e il sonno, come parola e pausa. Le navate si aprono come braccia antiche e si cammina tra i pilastri cruciformi, sentendo sotto i piedi il peso della storia e sopra la testa la leggerezza delle volte a crociera. Qui il silenzio non è vuoto, è regola benedettina, è ascolto benedettino. È quel tacere per custodire che San Benedetto da Norcia ha lasciato ai suoi figli, perché la parola non sia rumore ma un'offerta carnale e spirituale. E questo, sì. Nel presbiterio, rialzato come una vetta, immaginatevi il canto monastico che sale all'alba, le voci che non cercano bellezza, ma chiedono verità, la esplorano e poi la vivono. L'ambone gotico, l'acquasantiera scavata, la statua della Vergine che non guarda, ma veglia su coloro che sono qui, per lei e per Cristo sopra ogni cosa. Ogni cosa qui, infatti, è più che se stessa, è simbolo, è un eco spirituale che viene dal cielo. E mentre noi siamo qui, in un momento di meditazione, ci accorgeremo che non stiamo visitando soltanto una chiesa, stiamo attraversando un rito monastico, benedettino, cattolico. Stiamo entrando in noi stessi, sia che abbiamo fede, sia che la nostra fede sia ancora in divenire.
vedete, questo è un monumento meraviglioso che ci permette di ricondurre tutta la nostra emotività archeologica, emotività culturale lontano e indietro nel tempo, fino indubbiamente all'età del bronzo, ma anche all'età neolitica, dove al principio questo monumento e questa tomba fu scavata dai nostri antenati. Avviciniamoci un po' di più e vediamo il dettaglio delle bancone sedile, vedete anche un po' la mia ombra, ma sono in una giornata davvero bella, calda indubbiamente, ma che ci fa capire che il sole al mattino è proprio qui, dinanzi, non solo all'ingresso principale, ma a tutto il monumento. Vedete queste altre strutture appunto che ci ricordano la precedente tomba neolitica, e vedete queste vasche anche che ci ricordano quanto sia stato importante questo monumento già in età neolitica. Vedete la stele centinata, davvero interessanti, ancora il bancone sedile che prosegue, quindi riproduce una vera e propria tomba di giganti, ma come appunto vi dicevo prima, in quell'ambito così particolare sulla roccia e che riporta all'ipogeo stesso. Ora vediamo un altro dettaglio. Come vedete, la stele centinata è veramente in rilievo, quindi possiamo occuparci anche con la vista di quello che è stato appunto insomma la tecnica anche di intaglio appunto della pietra, di scavo della pietra, della roccia da parte dei nuragici di quel periodo. Probabilmente è stata riadattato anche l'ingresso e magari anche un po' allargato se vogliamo, ma questo è diciamo solo un piccolo dettaglio, perché un piccolo dettaglio diciamo in questo momento, ma quando voi vedrete appunto le altre tombe capirete, tombe di giganti intendo, che il portello d'ingresso è sempre e comunque davvero simbolico e non così diciamo accessibile come in questo momento. Ed ora proveremo ad entrare dentro e vedere un po' come è sviluppata la camera principale. Ed eccoci all'interno della camera. Ovviamente c'è un po' di riverbero, anzi un bel po' di riverbero, per cui perdonate l'audio magari. Ed eccoci le due nicchie laterali, vedete l'ingresso principale, vedete questo altro appunto che vi dicevo anche prima, vedete ce n'è uno collegato ad un altro canale di scolo che prosegue verso l'altra coppella, insomma, che arriva all'ingresso principale. Come vedete la struttura è abbastanza imponente, importante, infatti ne vediamo, possiamo anche stare in piedi. Ovviamente io, non essendo così alto, posso stare in piedi tranquillamente, ma credo che indubbiamente un uomo o una donna di 1,90 m, insomma un giocatore di basket non potrebbe assolutamente, una giocatrice non potrebbe assolutamente stare in piedi. Guardate quanto è interessante questo luogo, una tomba collettiva scavata interamente nella roccia e che ci permette di capire quella che era la spiritualità del tempo. Ed ora possiamo anche ritornare fuori e andare e vedere appunto ancora il monumento sotto altre prospettive. Andiamo. Ed eccoci, siamo ritornati al di fuori della tomba, della sepoltura prenuragica e nuragica, e ora vediamo che cosa c'è al di sopra della stele centinate, quindi del bancone di roccia. Solitamente sulla sommità della stele centinata e in alcuni casi si vedono anche in alcune altre tombe
3 fori che probabilmente avevano la funzione di contenere 3 bettilini piccolini, insomma 3 simboliche raffigurazioni in pietra, solitamente troncoconiche, ma insomma che dovevano riprodurre quella che era un'altra funzione, una funzionalità simbolica della spiritualità nuragica, e che adesso cercheremo un attimino di avvicinarci al di sopra e vederlo. Andiamo. Vediamo ancora gli effetti della sepoltura antica, come appunto abbiamo visto, tutte queste vasche che potevano essere anche condizioni rituali, insomma, che richiamavano delle condizioni rituali e non solo funzionali per l'accumulo ovviamente delle acque. Adesso proviamo ad andare al di sopra. Venite. Il sito è davvero pulito, tenuto bene, per cui un complimento va a coloro, quindi anche dell'amministrazione comunale di Tissi, che mantengono questo luogo davvero fruibile, accessibile, ed è qualcosa di davvero importante per tutti coloro che vengono in questa zona a godere dell'archeologia del luogo. Ecco, vedete, siamo al di sopra del bancone di luce, vedete quindi che ci sono altre strutture che richiamano l'ambito prenuragico indubbiamente, o perlomeno così dovrebbe intendersi. Eccoci che andiamo ancora al di sopra e vi ricordo quanto sia importante fare attenzione quando venite in questi luoghi, e anche il rispetto stesso del luogo, cercare di non indubbiamente di non abusare del luogo e di non creare danneggiamenti, e anche di lasciare rifiuti. Devo dire veramente che per il momento questo è un luogo davvero pulito, davvero importante, tenuto molto bene. E ora vi faccio vedere un'altra prospettiva della tomba con la mia videocamera, per farvi capire quanto è bella, quanto è magnificente. Guardatela, il bancone e l'esedra, bancone sedile e l'esedra, la stella centinata, è davvero molto molto imponente. Vedete appunto in questa altra visuale, eccoci qui. È un luogo da visitare, un luogo da amare, perché rappresenta una delle grandi condizioni architettoniche, funerarie, questi unicum, se così possiamo dire, nuragici nella zona del nord Sardegna, in questa area così, diciamo così, se vogliamo, circoscritta. E perciò adesso, dalla tomba a prospetto architettonico di Saspuntas a Tissi, a pochi passi dal centro abitato, io vi saluto per un altro momento di viaggio nella terra dei Nurages, e ad una prossima puntata. Un saluto a tutti voi.